buongiorno e ben ritrovati. Allora, di nuovo nella nostra edizione straordinaria, e come avevamo anticipato ieri nel nostro telegiornale, ci vediamo un po' prima del solito, un'edizione straordinaria anticipata a quest'ora per una ragione particolare. Oggi è una giornata importante perché fa il suo debutto, diciamo, e ci sarà proprio un sopralluogo importante, la linea elettrificata Conegliano-Belluno nell'ottica della ripartenza estiva e nell'ottica di un collegamento importante Venezia-Belluno e quindi attraverso anche la Marca trevigiana lungo i treni. Una linea elettrificata che era attesa da tempo, che è stata messa a punto e oggi viene testata dal governatore Luca Zaia, che salirà sul treno alla stazione di Conegliano assieme all'assessore regionale De Berti, nonché vicepresidente della regione, assessore alle infrastrutture e ai trasporti, assieme al direttore e presidente di Rete Ferroviaria Italiana Anna Masutti, la direttrice del trasporto regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis, e poi ci sarà anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Quindi una giornata importante che seguiremo passo dopo passo, perché i nostri inviati sul posto, Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, che si trovano proprio a Conegliano, saliranno sul treno e quindi viaggeremo insieme lungo questa linea elettrificata, insomma, che dà un ammodernamento importante in una tratta decisiva anche per collegare la montagna appunto con Venezia e le altre località del Veneto. Dopodiché vi faccio brevemente il menù. Il governatore Zaia scenderà in stazione e ci sarà un punto stampa proprio con Rete Ferroviaria Italiana, in cui si parlerà proprio delle infrastrutture dei treni alla vigilia. Ormai mancano 2 giorni all'inizio del nuovo orario di Trenitalia, orario estivo che prevede diverse novità, ne parleremo tra poco. Dopodiché a Belluno si sposterà all'ospedale per visitare la nuova TAC, quindi parleremo anche di sanità e c'è molto da dire sulla sanità, ne parleremo dopo nella seconda parte, il nuovo piano sanitario presentato ieri, ma poi ci sono anche le problematiche legate ad AstraZeneca, i casi di cronaca delle ultime ore. Un menù ricco, perché parleremo anche con un epidemiologo, Massimo Guerriero, sul incubo Covid, se è davvero alle spalle o meno. Parleremo di politica, parleremo di cronaca, ma la prima parte, insomma, adesso ci concentriamo proprio su questo. È un asset importante quello delle ferrovie, non solo quello il trasporto su gomma, l'abbiamo visto con la pedemontana per il turismo e per il commercio. Altro asset fondamentale è quello della ferrovia, quindi su rotaia. Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto, il nostro dinamico duo di inviati, è proprio davanti alla stazione di Conegliano. Allora Lucio, ti do subito la linea. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sì, mi trovo davanti alla stazione di Conegliano, però vedete dietro di me il mercato cittadino. Oggi è venerdì, c'è grande affollamento, nel senso sempre comunque positivo per quanto riguarda la città, mentre da questa parte l'affollamento, come vedete, è per forze dell'ordine, cineoperatori, giornalisti, perché oggi è un gran giorno per Conegliano ed è un gran giorno anche per Belluno, perché praticamente si inaugura l'elettrificazione della linea appunto Conegliano-Belluno. Pensate, sono 40 chilometri che hanno avuto sempre molte vicissitudini e l'elettrificazione è una cosa importante perché naturalmente cambia la vita per quanto riguarda i locomotori, per quanto riguarda poi anche il transito passeggeri. Una linea importante, una linea che proprio per la sua peculiarità noi poi seguiremo con quella che viene definita la prova a carico pieno e che ci porterà poi a Belluno. In questa giornata dovrebbe anche essere svelato finalmente il progetto del treno delle Dolomiti. Sono 4 le idee di progettualità che dovrebbero essere portate avanti per collegare, sostanzialmente tornare a collegare in via ferroviaria anche Cortina, poi Dobbiaco. Questo era il vecchio treno delle Dolomiti, vedremo quali sono i progetti e quale sarà il progetto vincente. Dovrebbe essere svelato oggi, anche se non c'è certezza al 100%, doveva essere spiegato comunque entro giugno la scelta della regione, quindi sentiremo cosa ci dirà il governatore, il presidente Luca Zaia, e poi naturalmente ci sono anche le altre progettualità con cui parleremo con l'assessore De Berti, ad esempio una linea ferroviaria per la base, diciamo così, per il basso dolomitico, quindi la linea verso Feltre e poi Primolano, tanto per intenderci, che è un'altra delle progettualità in corso. Insomma, sì, e poi anche naturalmente la prosecuzione dell'elettrificazione fino a Calazzo, perché appunto l'elettrificazione si ferma a Belluno. Stiamo
attendendo, come vedete, l'arrivo del Presidente, perché alle 9:38 puntualmente partirà questo treno. Partiremo anche noi da qui, dall'esterno della stazione, perché giustamente il Presidente, per dare buon esempio, si farà il biglietto come qualsiasi altro cittadino. Questa è più o meno la prima parte del nostro viaggio. Lucio, dopodiché intorno a mezzogiorno dovremo arrivare a Belluno, anzi arriveremo sicuramente a Belluno, e da lì poi, sì, adesso arrivo, e poi da lì ci sposteremo all'ospedale San Martino, dove lì ci sarà l'inaugurazione di una nuova TAC e di un nuovo acceleratore molecolare, ma di questo magari parleremo più tardi. Ecco, tu hai seguito anche, sei stato il nostro inviato sul campo anche nel giorno in cui è stato inaugurato il tratto della Pedemontana, lo dicevamo prima, due asset importanti, il trasporto su gomma e il trasporto su rotaia, sono due facce della stessa medaglia di sviluppo, insomma, e di ripartenza. Sì, beh, sicuramente c'è anche da dire che c'è il successo già di questa prima settimana. Queste prime settimane per quanto riguarda la Pedemontana si parla già di 17.000 accessi, quindi diciamo che ancora non conclusa già questa Pedemontana funziona, e questo è anche un altro degli argomenti che tratteremo sicuramente con il governatore Zaia. Poi c'è da dire appunto che lo sviluppo di un territorio passa attraverso le linee di comunicazione. Ci sono le linee virtuali che abbiamo imparato a sviluppare nel corso del lockdown, quindi fibra ottica, quindi potenziamento delle reti, perché bisognava soprattutto per i giovani dare banda, come si dice in gergo, perché si potessero seguire le lezioni in distanza. Adesso invece che si è tornati in presenza è il momento invece di aumentare quelle che sono le linee fisiche, ovvero strade, autostrade, soprattutto ferrovie. La ferrovia tra l'altro è anche in linea con le indicazioni della Comunità Europea, che vuole un'Europa più green, un'Europa che insomma sia più rispettosa dell'ambiente, e l'elettrificazione delle linee ferroviarie è sicuramente in linea con questo tratto, insomma, con questa idea di Europa. Tra l'altro nel momento in cui da un'altra parte in Cornovaglia si sta trattando proprio anche di questo, cioè del futuro del mondo in termini sostenibili, e lo sappiamo che oggi abbiamo un G7 molto importante da oggi in poi con il governatore Draghi, che parlerà proprio anche di questo. Quindi c'è una visione nuova, secondo me, che può partire anche da una inaugurazione come quella di un tratto ferroviario elettrificato, quindi senza più diesel, senza più, fra virgolette, inquinamento, chiamiamolo così, o comunque molto limitato, per parlare poi di una visione del mondo sicuramente più consona per quanto riguarda il futuro, un futuro sostenibile. Tra l'altro forse parleremo anche di fotovoltaico. Sapete che abbiamo dato la notizia nel corso del telegiornale di ieri, c'è questa grossa battaglia per spostare il fotovoltaico da terreni che possono essere utilizzati per l'agricoltura, quindi per garantire insomma, produzione e quindi alimentazione alla popolazione, a luoghi dove il fotovoltaico sicuramente non è invasivo, quindi aree dismesse, aree industriali, o più semplicemente agevolazioni per riconvertire i tetti dei capannoni. E questa è un'altra delle battaglie che viene portata avanti anche in Consiglio regionale. Chiederemo al governatore Luca Zaia che punto è questa legge sul fotovoltaico verde, fra virgolette, che è in discussione in Consiglio regionale. Non solo, tra l'altro lui è anche uno dei promotori. Insomma ci sono molti argomenti nel corso di questo viaggio, argomenti che spaziano veramente dal territorio, passano dall'economia, perché quando noi parliamo ad esempio di una linea ferroviaria come questa, parliamo di un collegamento verso Cortina in maniera alternativa, quindi anche più sostenibile per certi versi e quindi anche più appetibile soprattutto per un certo tipo di turismo che vede molto bene gli spostamenti green. C'è tutta una partita poi legata naturalmente a Cortina per quanto riguarda gli sport, per quanto riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, lo sapete, anche quello è un altro appuntamento che il nostro governatore non solo attende con impazienza perché l'ha voluto fortemente. Insomma, ne abbiamo di cose da raccontarvi e da chiedere al governatore nel corso di questa mattinata che parte da Conegliano e arriva a Belluno. A te. Allora, direi ci restiamo in collegamento, insomma, quando arriva il governatore Zaia. Ti volevo chiedere una cosa, c'è anche una nota di colore durante il passaggio del treno della linea elettrificata nella zona di Vittorio Veneto, dovrebbe esserci anche, come dire, una specie di saluto degli alpini a Vittorio Veneto, è così?
Sì, allora devo dire che questa inaugurazione è, come dire, lastricata, se potremmo definire così, di piccoli e grandi eventi. Uno l'hai citato tu con gli alpini a Vittorio Veneto, d'altra parte Vittorio Veneto, città della vittoria, città degli alpini per certi versi. Poi naturalmente nel corso dei viaggi ci sono tutta una serie di altre iniziative, mi viene in mente un'iniziativa di un'associazione nel Bellunese che è praticamente nello scalo di Belluno, nella linea verso Feltre, inaugurerà una mostra davvero particolare con cimeli della ferrovia proprio della zona di Conegliano, Belluno, Calalzo e poi naturalmente Cortina Dobbiaco, che ricordiamo è stata smantellata nel 1964, giusto per dare qualche data. E quindi ci sono mostre, c'è molta passione, insomma, anche perché questi territori chiedono, i territori soprattutto montani chiedono maggiore come dire, attenzione nei collegamenti e di conseguenza anche maggiore rilancio, tanto vero che dei 4 tracciati di cui si parla per la nuova linea delle Dolomiti, uno ad esempio viaggia verso Agordo, Alleghe, la strada, diciamo per intenderci, che abbiamo visto più volte quando abbiamo seguito il disastro di Vaia, proprio perché c'è una montagna che ha bisogno di essere rilanciata e il rilanciamento economico, il rilanciamento dell'economia passa proprio attraverso delle linee di comunicazione molto più veloci, molto più semplici da utilizzare, ma comunque sempre rispettose dell'ambiente, e questo è importantissimo perché noi, se c'è una cosa che dobbiamo preservare, il nostro ambiente, perché il nostro ambiente significa anche investimento di tipo turistico. Allora Lucio, io torno da te fra pochissimo, così intanto do anche qualche indicazione su quello che sarà il nuovo orario estivo di Trenitalia. Torniamo fra pochissimo perché sta per arrivare Zaia, quindi restiamo in collegamento, così poi andiamo direttamente a seguire il viaggio ininterrottamente. Allora, dicevamo prima, questa inaugurazione importante, questo sopralluogo importante arriva a pochi giorni, ormai a 2 giorni dall'inizio del nuovo orario di Trenitalia, che prevede diverse elementi importanti proprio per collegare anche maggiormente la montagna. Un nuovo collegamento ad esempio diretto appunto tra Belluno e Venezia, e questa elettrificazione è un passo proprio legato a questo. La mobilità integrata treno-bus per le 3 cime di Lavaredo, il ritorno dei servizi intermodali nell'orario estivo di Trenitalia, al via appunto domenica. Sono alcune di queste novità. Ci sono nuovi collegamenti e si aggiungono altre 580 treni regionali e 12 nuove frecce tricolori che collegheranno il Veneto con Roma, quindi altre 12 nuove frecce, oltre ai 580 treni regionali. Allora, per quanto riguarda l'offerta regionale da domenica, quindi importante anche per far ripartire il turismo, ogni giorno 15 collegamenti consentiranno di raggiungere Venezia da Belluno e viceversa senza cambi e con un risparmio di circa 10 minuti di tempo sul viaggio, e dicevamo la linea elettrificata va in questo senso. Dal 24 giugno, arrivando in treno dalla stazione di Calalzo, sarà possibile raggiungere in bus Auronzo, il lago di Misurina e le 3 cime di Lavaredo in collaborazione con Dolomiti Bus. Grazie ai 60 posti riservati alle biciclette, tutti i fine settimana fino all'11 settembre, il treno bus, chiamato così, delle Dolomiti, permette quindi ai viaggiatori della linea Venezia-Belluno di percorrere le piste ciclabili della montagna, tra cui quella che collega Belluno al lago di Santa Croce. Dal 26 giugno, con bus dedicati, sarà possibile proseguire il viaggio da Ponta nelle Alpi fino alla Val Zoldana e da Belluno fino al Nevegal. Fino all'11 settembre, poi da lunedì al sabato, arrivando in treno a Calalzo, sarà possibile raggiungere in bus Cortina con un unico biglietto in collaborazione con Dolomiti Bus. Questo per quanto riguarda il collegamento con la montagna, ma ci sono diverse altre novità, anche per esempio per il mare. Ogni giorno 65 collegamenti fra la stazione di Mestre e il lido di Jesolo, un unico biglietto con cui i viaggiatori potranno scegliere fra 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso Mestre e raggiungere il litorale veneto con i bus assicurati da ATVO. Scusate, da Padova a Chioggia e alle spiagge di Sottomarina, con un unico biglietto acquistabile sui canali di vendita Trenitalia, sarà possibile da Padova a 60 collegamenti bus fra andata e ritorno garantiti da Bus Italia Veneto. Insomma, l'offerta che parte domenica è davvero ricca e appunto queste situazioni vanno in questo senso. Vediamo Zaia. Allora Zaia è arrivato alla stazione e adesso fa il biglietto. Vediamo. Quindi l'approccio
alla biglietteria. Quindi fra poco inizia questo viaggio che appunto lo vedrà effettuare questo sopralluogo importante insieme all'assessore Elisa De Berti, insieme al presidente di Rete Ferroviaria Italiana, per vedere come si sviluppa questo percorso. Eccolo qui il pagamento del biglietto e poi in teoria poi si va a timbrare come ogni fruitore della linea ferroviaria. Lucio, non so se mi senti? Ci sei? Io ancora non lo sento, ma proseguiamo con le immagini. Vai. Da bravo cittadino ho fatto subito il biglietto. Ha fatto subito il biglietto, bravo cittadino. Non mi sembra una novità, dobbiamo pagare il treno. A parte il fatto che oggi è una corsa semi-inaugurale, però assolutamente sì, nel senso che non è una roba straordinaria pagare il biglietto, anzi è straordinario non pagarlo. Va bene, allora intanto lo lasciamo come dire, al primo giro e naturalmente a seguire e naturalmente ad incontrare i vertici di Trenitalia che vediamo qui stanno già attendendo. Noi lo stiamo seguendo passo dopo passo, però è importante vedere insomma come da bravo cittadino appunto il biglietto l'abbia pagato. Poi abbiamo, come vedete, abbiamo il parlamentare europeo Gian Antonio D'Re e poi stiamo un po' seguendo un po'. Sì, dimmi. Era un colpo di tosse, semplicemente un colpo di tosse. Nicola, volevi dirmi qualcosa? No, era semplicemente un colpo di tosse, vai. Sì, ok, perfetto, scusa, ma qui c'è come dire un po' di movimento, come sempre quando ci sono queste cose in diretta noi seguiamo passo dopo passo, diciamo così, quello che segue. Del resto ci sono sì dei protocolli, i saluti eccetera, ma poi naturalmente come tutte le cose si va un po' a braccio. Devo dire che l'idea proprio di questa linea elettrificata sicuramente è un altro passaggio molto importante per quanto riguarda, come dicevamo prima, il rammodernamento della viabilità per quanto riguarda questo nostro Veneto. E l'elettrificazione di una linea che fa proprio su verso il Bellunese, quindi verso quelle che sono definite delle aree, forse qualcuno le ha definite dimenticate, è sicuramente un bel segnale per la montagna veneta e per un certo tipo di montagna, perché dal Bellunese in poi naturalmente si va a parlare di quello che è successo anche con Vaia e di quello che poi è successo anche con le limitazioni determinate dal contagio che ha messo in ginocchio tutto un settore che è quello turistico, soprattutto quello turistico invernale. Ecco che così anche un evento come questo, cioè come l'elettrificazione di una linea fino a Belluno, ha un significato solo, diciamo così, tecnico, non solo economico, ma ha un significato anche come dire, di sprone, di volontà di ripartire, di ripartire e di ricostruire ciò che naturalmente questo periodo ha un po' rallentato, per non dire distrutto. C'è da dire che la montagna comunque per quanto riguarda il turismo pare stia già rispondendo molto bene, soprattutto anche dall'estero ci sono molte, potremmo definire già molte prenotazioni, c'è una volontà naturalmente per quanto riguarda la montagna, per quanto riguarda il turismo di montagna sicuramente di ampi spazi e quindi se dopo un anno, devo dire un anno e mezzo molto difficile, sicuramente anche la montagna sta cominciando a vedere un po' di luce insomma in fondo al tunnel. Seguiamo naturalmente ciò che dice il governatore. Adesso come sempre cercheremo di intrufolarci in quello che è, diciamo così, i convenevoli e le varie dichiarazioni da parte dei vertici, in questo caso anche di Trenitalia. Sentiremo insieme insomma come sta procedendo questo viaggio inaugurale. È alle 9:39 se non sbaglio e quindi insomma fra pochi minuti, fra poco meno di 5 minuti dovrebbe salire in treno con Elisa De Berti, con il presidente di Rete Ferroviaria Italiane e con il direttore del trasporto regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis. Allora, restiamo pure sulle immagini, restiamo su Zaia.
Allora, in Italia la volontà di investire sempre di più per quanto riguarda il tema della Belluno. Pensate alle Olimpiadi, ai mondiali di sci, agli investimenti che stiamo facendo. Oggi peraltro inaugureremo anche delle nuove realtà presso l'ospedale di Belluno. Allora, stiamo cercando di metterci in posizione migliore rispetto a quella dove ci trovavamo, poi se Lucio mi sente, comunque lo stiamo raccontando in questi minuti. Fra 4 minuti circa Zaia salirà sul treno, quindi il sopralluogo su questa linea elettrificata, che è un primo passo importante. Ce ne sarà poi un secondo più avanti per avere un collegamento finale davvero atteso da tempo per collegare la montagna, e quindi racconteremo anche quello che vedremo. Sarà un po' un viaggio come abbiamo visto durante la pedemontana. Vediamo se riescono a collegarsi. No, c'è ancora qualche problema di linea. Sono zone dove la linea non è ottimale e dicevamo, come abbiamo raccontato con la pedemontana, vedremo anche in questo viaggio i territori attraversati dalla linea. Più o meno intorno alle 10:40, quindi ci sarà l'arrivo a Belluno con poi un vero e proprio punto stampa alla stazione di Belluno per fare il punto della situazione, anche di quello che raccontava Lucio Zanato, quindi un sguardo più ampio a livello regionale sugli investimenti di Rete Ferroviaria Italiana nel territorio del Veneto, e poi da lì il passaggio all'ospedale di Belluno, che dista davvero poco percorso dalla stazione di Belluno, e qui invece parleremo di sanità più specificatamente, cioè una nuova TAC e poi anche evidentemente delle novità sul Covid, del piano sanitario. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento a Belluno. Una giornata bellissima questa, stiamo inaugurando un nuovo tratto di elettrificazione del Bellunese, una tratta importante, un valore di 46 milioni di euro che si aggiunge a un'altra tratta importante che chiuderà l'anello superiore. Il treno sta arrivando addirittura in questo momento con altri 130 milioni di euro, in tutto 176. Un grande impegno da parte degli ultimi governi e una grande soddisfazione. Siamo veramente contenti oggi di poter essere qui per inaugurare questa nuova tratta. Bene, allora questo è il ministro D'Incà, credo. Dovremmo ormai approcciarci al treno, eccolo qua, è arrivato. Ecco qua, abbiamo sentito, ecco qua, è arrivato il treno. Ecco, adesso vediamo con Nicoletta la salita. No, col carretto, andiamo avanti. Eccolo qua. Ecco. Salita. Ecco qua. Buongiorno a tutti. Ecco, saliamo anche noi in questo treno elettrificato per il primo viaggio. Eccolo qua. Buongiorno. Sì, ciao. Prego. Seguiamo il Presidente. Ovviamente gli spazi sono stati contingentati. Buongiorno Elisa. Ciao. Tutto bene. Speriamo che poi durante il viaggio il segnale si stabilizzi. Ho visto, se non sbaglio, l'assessore regionale De Berti. C'è l'incontro anche con l'assessore De Berti, assessore ai trasporti. Esatto.
Noi stiamo qui. La distribuzione dei posti, evidentemente importante anche questa perché le misure anti-Covid ovviamente nei treni, mentre il viaggio prosegue. Piccola riunione tra l'assessore De Berti e il Presidente, vediamo se il Presidente va a vedere. Vieni. Allora, vediamo, speriamo che si stabilizzi di nuovo la linea, ecco, va un po' a salti. Vieni Nicoletta, vieni, avanti, ecco qua, eccolo qua, con, diciamo così, la testa del treno, ecco qua, adesso, eccoci qua. Ecco qua, ovviamente vedete l'assalto dei fotografi, perché ovviamente queste sono delle immagini storiche che rimarranno. Ecco qui con il conducente del mezzo, ecco. Adesso siamo in perfetto orario. Siamo arrivati. Vedi dov'è? Palermo. Sì, io abito in quella zona. E poi c'è, a voi a Palermo avete un ristorante che fa il bollito anche d'estate. Sono impressionante, fa adesso col carrello adesso. Mangiate il pane con la pizza pure? Sì. Allora va bene. La pasta del sardo, sempre si mangia bene a Palermo. Questo si saliva. Anche io a Palermo dico sempre, non state a preoccupare per mangiare. Mai. Sono pronti? Possiamo fare un'immagine che parte con il Presidente? Ecco, piena sfumata. Vediamo direttamente dalla cabina di comando, come si dice in gergo, giusto Presidente, la partenza del primo treno per il gruppo elettrificato. Vedo che siete sempre in prima linea, siete peggio di Peter Arnett nella guerra del Golfo. Noi cerchiamo di raccontare il Veneto Bravi. e lei il Veneto lo sta facendo. Bravi. Ecco partiti. Eccolo qua. Possiamo? È la realizzazione di un sogno questa. Sicuramente. Così adesso non sentiremo più dire che Belluno è di serie B. Qua è serie A+ adesso. Sì, è vero che oggi si parlerà anche del treno delle Dolomiti. Insomma, qualche cenno lo faremo, però dopo. Grazie. Buon lavoro. Grazie. So che non si dovrebbe parlare del conducente, ma è difficile guidare un treno. No, bisogna avere esperienza che si acquista con gli anni e una certa preparazione, anzi un'ottima preparazione bisogna avere. Certo che sono cambiati i treni per quanto riguarda la tecnologia. Eh sì, si è passato dal diesel all'elettrico, un altro lavorare, insomma, tanta elettronica. Poi tutto quanto naturalmente controllato al computer, vediamo che ci sono diverse console. Sì, abbiamo apparecchiature di sicurezza, indicazione di velocità e tutta elettronica che riguarda il mezzo di locomozione. Grazie, buon lavoro, non bisogna mai disturbare troppo il conducente. Noi adesso torniamo fuori e andiamo a seguire naturalmente il Presidente e questo viaggio, sperando che la linea tenga, perché naturalmente a un certo punto preannunciamo già, passeremo all'interno di alcune gallerie con annessi e connessi. Qui siamo allora, visto che c'è una riunione del Presidente con l'assessore Del Berti, intanto noi sentiamo anche il personale di Trenitalia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non conoscendo i gradi... Io sono il capotreno del treno. Bene, allora lei è quello che comanda qua, insomma. Sì, diciamo che sono in prima persona quello addetto al servizio di fare movimento al treno. Quello che ha fatto il fischio quando ha chiuso il treno ed è partito. Il fischio, chiedo la partenza ai colleghi che sono dietro, quando sono saliti chiudo le porte, poi faccio in base al segnale di partenza, faccio il pronto al macchinista e blocco corte e andiamo via e si parte. Lei ha fatto diverse volte questa tratta con... Sì. Secondo che differenza passa tra il diesel e l'elettrico per chi non è delle Ferrovie dello Stato? Allora, sono due mezzi diversi, uno più silenzioso, uno più rumoroso. L'elettrico ha meno odori, ha più prestazione, è più comodo. Sono due mezzi diversi a livello anche di struttura, di motori.
Meglio l'elettrico, sicuramente. È anche più ecologico. Per forza, sicuramente. Senta, e qui siamo in una linea monolotaia, giusto? Esatto. E quindi questo significa che, come dire... Ci sono delle zone dove si possono fare gli incroci, cioè uno arriva, fa un'operazione, si chiama RAR, gira l'interruttore e dà il consenso dell'altro treno di entrare in stazione. Ho capito. Ecco, adesso per dire cosa abbiamo fatto, ho beccato uno scambio. Sì, adesso stiamo andando su linea semplice binario, su Fratta, Vittorio Veneto e ci porta fino a Belluno. Foto panoramica, bella da vedere, da visitare. Ecco, è un buono spot per quanti vorranno farsi un giro fino a Belluno senza prendere l'auto, ma prendere un treno, sapendo che col treno elettrico insomma si inquina molto meno. Fa servizio bici, servizio viaggiatori, comodi, silenziosi. Lucio! Ci va già bene, treni nuovi. Grazie. Lucio! Sì, Nicola? No, visto che hai il capotreno, se non c'è altre, forse Zaia deve parlare, non lo so. Se hai ancora il capotreno, se è possibile. No, allora vediamo un attimo se dice qualcosa Zaia. Se no poi ripeschiamo il capotreno, volevo chiedergli una cosa, però vediamo un attimo. Va bene, adesso noi ci rimettiamo nella bolgia, non so se vedete con Nicoletta, purtroppo gli spazi stretti, più stretti del solito, certo. Il discreto numero di telecamere e di fotoreporter mettono un po' in crisi un po' tutta la situazione. È solito, ma comunque adesso noi ci attrezziamo. La percentuale della capienza, noi sappiamo di fatto tutti i posti seduti, però il sabato e la domenica È un casino, soprattutto i vaporetti, tutta quella roba lì è un casino. Trasporto acqua. Vi ha anche preso. Quanto cos'è che avevamo scritto? Come... C'è ancora qualche problema di linea, lo ha anche preannunciato il nostro Lucio Zanato. Siamo in una zona ovviamente poi che vedrà attraversare delle gallerie, quindi appena possibile ripristiniamo il collegamento, poi magari ripeschiamo il capotreno, perché chiedergli com'è stata un po' gestire l'emergenza Covid nei treni con gli spazi contingentati. Insomma, deve essere stato comunque, è tuttora un periodo difficile da gestire per chi si occupa anche della sicurezza all'interno del treno. In cui il viaggio è partito, sono le 9:46, quindi siamo già nel primo tratto di viaggio che ci porterà a vedere questa nuova linea elettrificata. Approfitto del fatto che sul treno, e fra poco ci torniamo subito, c'è anche l'assessore Elisa De Berti, perché Elisa De Berti, vicepresidente della Regione nonché assessore ai trasporti e alle infrastrutture, qualche giorno fa ha parlato anche in una importante conferenza stampa di Veneto Strade, perché è chiaro che il trasporto poi deve essere supportato dalle infrastrutture. Tra le infrastrutture ci sono anche i ponti e i viadotti. Allora, com'è lo stato di salute di ponti e viadotti gestiti da Veneto Strade? Lo vediamo nel servizio proprio sulla situazione dei ponti e viadotti in Veneto con l'assessore De Berti, e poi torniamo sul treno. Noi abbiamo esaminato tutta la rete di pianura, quindi con eccezione di Belluno che è in corso di esame, e i ponti, i viadotti che ci sono nella rete di pianura tutti esaminati. Non c'è nessun ponte che sia a rischio di crolli o di problemi statici rilevanti. Sono per ora 504 i ponti e viadotti della rete di competenza di Veneto Strade oggetto di monitoraggio e valutazione della sicurezza. A completare l'opera mancano ancora diverse ispezioni in provincia di Belluno, ma nel resto della regione il controllo ha coperto il 100%. I ponti hanno bisogno, e anche i viadotti, di manutenzioni costanti. Noi già nel 2017 abbiamo dato a Veneto Strade, a valere sul bilancio 2018, 15 milioni di euro che sono stati integrati con altri 12 milioni l'anno scorso. Se la Regione Veneto ha stanziato il dovuto per la manutenzione delle tratte di sua competenza, l'auspicio è che lo stesso venga fatto anche dagli enti che gestiscono altre tratte. Intanto la valutazione del rischio dei ponti di Veneto Strade è stata divisa in 5 classi di attenzione: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Il 39% delle opere monitorate è in classe di attenzione alta.
Un ponte che ha una classe di attenzione bassa, diciamo che una volta ogni 2 anni si può fare tranquillamente. Un ponte che è in classe di attenzione A, cioè molto elevata, necessita o del monitoraggio continuo o di ispezioni ogni 2-3 mesi. C'è tempo anche per un appello alle amministrazioni comunali. Alcuni interventi di restauro richiedono la chiusura di un tratto di strada e l'istituzione di una viabilità provvisoria che non sempre è stata concessa dai comuni. Si riuscisse, ogni sindaco riuscisse a fare la propria parte senza guardare esclusivamente al proprio campanile, sicuramente forse qualche disagio in meno agli utenti della strada riusciremo a toglierlo. Allora, torniamo sul treno con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Lucio, vediamo il paesaggio che scorre. Sì, allora, dunque, ci siamo qui? un po' allontanati perché c'è una riunione tra il Presidente e i vertici di Trenitalia e cortesemente ci ha detto di lasciarli un po' tranquilli, nonostante avremo tutto il tempo per parlare assieme. Intanto vi facciamo vedere delle splendide immagini, non so se tu riesci a vederle, certo. Del viaggio che ognuno di voi può fare da Conegliano a Vittorio Veneto e poi naturalmente a Belluno, con dei paesaggi direi unici. Guardate la distesa, qui siamo già nel territorio conegliano Valdobbiadene, quindi siamo nel territorio della DOCG, ricordiamo uno dei traini economici di questo territorio, insomma, per quanto riguarda non solo l'agricoltura, perché muove veramente un'economia importante il prosecco. E poi vedete, questa è ci stiamo avvicinando a Vittorio Veneto e queste sono le immagini della nostra pedemontana. Qui siamo nella zona, Scomigo, e successivamente ci stiamo avvicinando proprio verso Ceneda. E qui siamo, se non sbaglio, verso Osigo. Non vorrei dire una stupidaggine, ma devo dire è suggestivo questo viaggio fatto all'interno del treno, nella tranquillità e soprattutto nell'elettrificazione. Chi prendeva questo treno fino a qualche giorno fa sentiva sempre le vibrazioni, perché inevitabilmente le vibrazioni di un motore diesel, teniamo presente una motrice diesel è importante sia come consumi che come rumore, e quindi migliora la qualità della vita non solo per chi viaggia ma anche per chi sta vicino alla ferrovia. E come vedete ci sono diverse case proprio attaccate alla ferrovia. Ci sono 2 vagoni riservati, chiamiamoli così, però gli altri invece sono proprio di cittadini comuni che stanno prendendo questa linea. Io intanto cerco di avvicinarmi per capire se per caso sono ancora in riunione i vertici di Trenitalia con il governatore, oppure se è possibile parlarci assieme. C'è un po' di incontro. È stato attento alla scossa. Eccoci qua. Attento. Eccoci di nuovo qui. Siamo a Soffratto, dovremmo essere vicini agli Alpini, allora. Sai, con la ferrovia è normale. Con Nicoletta facciamo vedere la gente che vuole. Guardate, quelle sono le bandiere che hanno messo gli Alpini, credo. Soffatta. Questo dà il senso anche delle persone che sono. Le bandiere credo di sì, credo che le bandiere siano dappertutto, ma vedremo poi a Vittorio Veneto cosa succede in particolare. E quindi come vedete l'atmosfera è molto rilassata, tutte le persone stanno seguendo un po', questo viaggio. Io cerco di spostarmi perché così Nicoletta riesce a darvi l'esatta situazione di questo viaggio inaugurale. Ecco qua. Eccoci qua. Adesso sentiamo. Rientriamo. Adesso spero che si possa trovare sempre la soluzione comune rispetto ai passi, però al momento non stiamo discutendo di questo, oggettivamente. A parte che eventuali misure sono
Però insomma l'intesa con Fugatti è totale, cioè, e anche con Arno Compaccia. Cioè, poi fra l'altro voglio ricordare che io li ho coinvolti, io li ho voluti nella partita delle Olimpiadi, loro questo me lo riconoscono sempre, perché la famosa candidatura dell'area dolomitica è nata nella mia scrivania, no? Cioè, poi, e quindi vediamo se riparte subito oppure se resta bloccato per il momento. Dunque stava parlando anche di Arno Compacere, quindi del collega, diciamo, del Trentino, le intese anche sui passi dolomitici. Questa linea elettrificata va anche nel senso dello sviluppo della situazione con l'occhio a Milano Cortina 2026. Vediamo se riusciamo a tornare sul treno. Abbiamo visto quelle bandiere che salutavano il passaggio del treno nella zona di Soffratta. Poi a Vittorio Veneto dovrebbe esserci anche una rappresentanza degli alpini, così è stato detto. Vediamo. Non abbiamo ancora deciso nulla, dico semplicemente che i primi che devono crederci devono essere i bellunesi, perché deve essere un progetto che deve essere voluto e amato dal territorio. Noi ci mettiamo anima e corpo su sta roba, abbiamo Val Boite, Val d'Ansiei e c'è anche questa new entry di questa proposta Gordina. Allora, se avessimo soldi io direi che le Dolomiti si meritano un anello, il grande anello delle Dolomiti, però lo possiamo già progettare, pensare nell'ottica di a stralci, no? E quindi quello che andremo a realizzare per primo non è un inizio e una fine, ma potrà essere solo un inizio di un grande progetto. Ancora qualche problema, ma evidentemente lo sapevamo, è difficile tenere la linea all'interno del treno. Allora facciamo così, lanciamo pochi minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta sul treno tra Conegliano e Belluno.